venduto questa legge perché gli serviva maggiore governabilità, invece man mano che andiamo avanti scopriamo sempre di più che gli serve salvare i loro culi. Quindi questo è il succo di questa legge elettorale. Qua in Consiglio regionale del Veneto la Lega Nord ha votato all'ennesima porcata per riempire la sua pancia affamata di careghe. Hanno eliminato il vincolo dei 2 mandati, ovvero un consigliere regionale da adesso in poi potrà stare tutta la vita e quanto vorrà qui in Consiglio regionale. Sapete perché? Perché sono affamati di potere e di posti. In più hanno anche tolto il vincolo del consigliere comunale. Cosa vuol dire? Che adesso un consigliere regionale potrà essere consigliere regionale e allo stesso tempo anche consigliere comunale. Questo perché bisogna occupare più posti e più careghe possibili. Con questa legge elettorale il Veneto fa passi indietro di anni. Erano riusciti nel 2012 a creare un vincolo per il doppio mandato e oggi Zaia lo vuole abolire, consentendo ai consiglieri regionali di rimanere in Regione Veneto a vita. La maggioranza sta trasformando questa legge elettorale in una legge obbrobrio. Questo perché? Per la paura probabilmente di non vedere più rieletti i propri consiglieri regionali e di garantirgli un futuro sicuro all'interno della politica a tutti i livelli istituzionali.